Oggi con grande soddisfazione mi trovo qui a Vittorio Veneto, dove dopo tanti anni anche il Veneto avrà la sua sezione regionale della nostra associazione, ma soprattutto ha sviluppato questo congresso di alto livello dove ci si occupa degli argomenti particolari che interessano la geriatria oggigiorno, che sono gli aspetti neurocognitivi e gli aspetti sarcopenici. La nostra associazione nazionale, diciamo così, si occupa soprattutto, come lo dice anche il nome, della geriatria territoriale. È una giornata veramente importante perché abbiamo ripreso a fare congressi in Veneto per l'Associazione Geriatri Extraospedalieri. Gli obiettivi sono quelli di fare proprio un aggiornamento sulle più comuni sindromi geriatriche della popolazione anziana da parte di geriatri, ma non solo, che accompagnano la nostra associazione. Questo è il distretto più vecchio della provincia di Treviso, che ha l'indice di vecchiaia più elevato, che ha la prospettiva di anzianità della popolazione maggiore e quindi maggiormente sensibile a quelle che sono le esigenze di gestire bene la progressione degli anziani in tutela della loro qualità di vita, della possibilità di mantenere competenze il più possibile, di avere veramente un ruolo sociale ancora molto attivo e importante. Ho affrontato la difficoltà del riconoscimento tra l'MCI e una demenza e quindi lo stato praticamente, come evolve lo stato del paziente per fare diagnosi, e nello stesso tempo ho approfondito il lato della terapia, che è una terapia che è ancora molto vecchia, al di là degli anticorpi monoclonali che sono ancora in fase di realizzo, e soprattutto ho incentivato molto di più l'attenzione sulle terapie combinate. Eventi come questo penso siano importanti, fondamentali, anche perché nell'ottica di un cambiamento, no, di un change management ci deve essere, cioè dobbiamo cambiare il modo di approcciarci alle persone. I momenti di informazione e di formazione sono fondamentali. L'evento è andato molto bene, siamo molto contenti, c'è stato un clima molto collaborativo, entusiasta addirittura, e anche di coesione tra i vari componenti, pur essendo di profili diversi. È stato un bel evento che ha visto la partecipazione di numerose persone di varie natura, quindi diciamo infermieri, psicologi, medici di medicina generale, medici specialisti, con l'intento di andare in qualche modo a cercare di unificare al meglio i percorsi, la connessione tra ospedale e territorio, sempre mettendo logicamente il paziente al centro. Il bilancio è stato più che positivo, anche perché la sala era piena, c'è stato tanto entusiasmo, un sacco di domande, e quindi sono stato veramente contento di essere qua. Sì, questi incontri, questi eventi scientifici, culturali servono molto, perché servono non soltanto all'aggiornamento, che è molto importante negli addetti ai lavori, non solo medici, infermieri, psicologi e tutti gli operatori della sanità, ma soprattutto ci permettono anche di poter scambiare le nostre culture quotidiane. Ognuno di noi parla della propria cultura, di quello che fa quotidianamente nel proprio lavoro, e si riporta a casa invece parte della cultura degli altri colleghi delle varie regioni. In questo caso devo dire che oggi è stato senz'altro positivo. Credo che siano momenti fondamentali, ed anzi credo che chi ha spinto la realizzazione di questo congresso sia veramente da ringraziare, perché non si tratta soltanto di momenti di aggiornamento di tipo professionale, ma sono, come è stato sottolineato, momenti di incontro tra diverse figure sanitarie e momenti di incontro anche con l'istituzione e con il terzo settore, quindi credo siano veramente indispensabili. È molto importante il lavoro che fa AGE, in quanto la medicina territoriale deve integrarsi con la medicina ospedaliera sulle tematiche che riguardano la gestione della cronicità e dell'anziano, che deve essere gestito in ospedale nel momento dell'acuzie, ma sul territorio per la gestione invece delle problematiche croniche. È importante la possibilità di curare l'anziano al domicilio o adeguatamente in determinate RSA, e sappiamo anche quanto a volte spesso l'ospedalizzazione sia deleteria proprio per gli anziani, perché spesso peggiora anche un po' la situazione. AGE è in continua espansione, siamo a quasi 200 iscritti e sicuramente ne matureremo di più. Speriamo soprattutto tra le professioni non mediche che accompagnano la nostra associazione e che sono di notevole importanza nella gestione dell'anziano al di là dell'ospedale.